Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Beh, è un po' di tempo che non la vedo, l'ho lasciata da assessore, la ritrovo invece come ricercatrice, sì. Adesso continua, ha ripreso, e non solo. Non so, fa altre cose? Sì, ho riaperto la cooperativa sociale con la quale lavoravo prima con la mia socia e un altro nuovo socio e sono diventata la presidente della cooperativa sociale Hermes 4.0. Ma il ritorno alla vita, tra virgolette, normale, è dura o no? No, anzi, per certi versi si è sicuramente più liberi. Per fare una battuta di donne puoi andare dal parrucchiere con più calma, si va in palestra, si vedono gli amici, si sta in famiglia e si fanno delle cose belle comunque. Sì, non le manca, diciamo, no, dica la verità, un po'. No, certo, no, manca, come? Manca, come posso dire, la possibilità di intervenire a quel livello, perché quando si vedono certe cose magari si vorrebbe intervenire. Quello manca, manca la possibilità appunto di avere un ruolo programmatico, quello sì. Però per il resto compensiamo in altro modo, mantengo un rapporto molto diretto ancora con le persone, con le associazioni con le quali ho lavorato prima, con tantissime scuole, ancora mi invitano e vado, sabato sarò a Rosarno a fare un'altra iniziativa all'interno di una scuola. Diciamo, qualcuno si ricorda, diciamo? No, più che qualcuno, Ancora oggi ricevo messaggi... Il flusso di telefonate è diminuito o no? Sono diverse, ci sono delle telefonate di persone che vogliono sapere solo come sto, mentre magari prima chiamavano per chiedere qualcosa. Devo dire la verità, mi fa piacere ricevere delle telefonate in cui no, voglio sapere solo come stai, se tutto bene. Alcune voci proprio non si sentono più nella vita. Quelle che magari hanno martellato nel corso. Mai più, le persone che magari vedevo tutti i giorni non si sentono mai più. Dal giorno in cui ha smesso di svolgere il ruolo di assessore non li ha più sentito? Ci sono persone che non ho più sentito. Persone che magari chiamavano spesso, facevano sentire spesso. Sì, persone che vedevo tutti i giorni. Che anche magari quelli che stavano all'interno. Anche che erano amiche, ci sono persone che non si sono sentite più, però altre che si fanno sentire. C'è rimasta male per questo? Io purtroppo ho umanizzato tutto, cioè nel senso che tante persone dicevano che l'aspetto umano è un punto di forza e io ne sono convinta che l'aspetto umano anche nei confronti delle altre persone, quando si va a relazionarsi con altre persone, è un punto di forza. In altri casi è un punto di debolezza, perché comunque pensi che dei rapporti siano realmente amicali e realmente umani, mentre invece poi alla fine non sono così amicali. E la politica ha contatti ancora con esponenti politici? Sì, del Partito Democratico? Lei è iscritta al Partito Democratico? No, allora, questa è una domanda e sinceramente non so rispondere se sono iscritta. Perché, non ha la tessera? Non credo, perché se il circolo del comune dove vivo io ha fatto il tesseramento, lo ha fatto a porte chiuse, io non ho saputo nulla. È lo stesso circolo che un anno fa mi aveva fatto anche una mozione contro. E quindi non lo so. Non l'hanno voluta al circolo? Se è stato fatto il tesseramento è stato fatto non pubblicamente, o almeno io non ne sono venuta a conoscenza. Sento comunque delle persone che fanno parte del partito, sia a livello nazionale che anche a livello regionale. Ho votato Partito Democratico il 4 marzo, ho avuto la fortuna di poter votare Antonio Viscomi, che per me, oltre ad essere un ex collega, è un amico ed è una persona che stimo molto. C'era Maria Carmela Lanzetti, Elisabetta Tripodi nella circoscrizione sud. È andata come è andata, un po' anche prevedibilmente, però diciamo fino al 4 marzo sono rimasta nell'ambito PD. Ora non so che cosa succederà. Non sa se rimarrà posizionata in questo
Non so se rimarrò come semplice persona che vota un partito o se mi va di farne parte attivamente, perché comunque Quindi un ruolo, diciamo. Ma anche già solo come tessera, perché non so se, se voglio andare avanti in questa strada, perché comunque il Partito Democratico in Calabria ha bisogno non di cambiare, ha bisogno di vivere, che qualcuno non gli stacchi la spina, che gliela attacchi, perché probabilmente la spina non è mai stata realmente attaccata al Partito Democratico Calabrese, è stato una scatola nelle mani di pochissime persone. Poi comunque ogni qualvolta anche si andava, come posso dire, a cercare di dibattere su qualcosa, di partecipare anche a quello che poteva essere il contenuto della scatola, si alzano i muri. La storia degli assessori tecnici, che è una storia davvero ipocrita, per dirla in maniera diretta e poco elegante, perché di fatto gli assessori non sono mai stati dei tecnici, gli assessori sono stati tutti dei tesserati del partito, o Antonella Rizzo ultimamente con Liberi e Uguali, dei sovventori del partito, perché comunque gli assessori tecnici, che è una cosa anche questa poco elegante da dire, versano il contributo mensile al partito come fanno i consiglieri regionali. Quanto si versa ogni? Gli assessori 500 euro, più se ci sono state delle richieste, magari quando c'è stata la campagna elettorale referendaria, il segretario ai tempi ci aveva chiesto un contributo aggiuntivo, qualcuno di noi anche l'avevamo dato, altre iniziative il segretario chiedeva dei contributi aggiuntivi e in alcuni casi si davano, in altri no, per cui è davvero un po' un'ipocrisia. Senta, però forse poteva dirlo anche prima, quando stava dentro. Qualcuno può dire, lo dici ora che non ci sei. Io non ho mai nascosto il fatto di essere tecnico e non solo, perché comunque sono sempre stata tesserata del Partito Democratico dal 2008, facevo parte della segreteria provinciale del PD quando sono stata chiamata come assessore tecnica. È stata più come posso dire, un qualcosa che hanno utilizzato giornalisti o altro per far chiudere il discorso politico, per evitare che gli assessori tecnici facessero politica, per dirla chiaramente. Ha fatto più comodo a qualcun altro, ma non a noi. Noi l'abbiamo, almeno io l'ho sempre detto che sono sempre stata un'ibrida. Senta, da quel giorno non ha più sentito il Presidente Oliverio? No, confesso di averlo incrociato qualche volta per caso, in aeroporto è capitato, ma non ci siamo incontrati fisicamente, l'ho visto da lontano, non ho cercato il Nessun dialogo. contatto più c'è stato, Ma lei era stato chiesto di dimettersi però Sì, qualche giorno prima? mi era stato chiesto di dimettermi il 2 gennaio. Il 2 gennaio l'ha mi era stato chiamata? chiesto. Mi ha chiamato la segretaria del Presidente l'1, giorno di Capodanno, giorno festivo, per dirmi che il Presidente aveva necessità di parlare con me il giorno dopo. Sono venuta a Cosenza per parlare con lui e mi aveva chiesto di dimettermi. E lei? Ho rifiutato. Le dimissioni devono essere una scelta di chi firma le dimissioni. Io sono una donna con una certa mentalità, con degli ideali forti, credo fermamente nella politica, credo nel ruolo dell'istituzione e nella responsabilità che chi ha un ruolo all'interno di un'istituzione deve rivestire, e pertanto non avevo motivo di dimettermi. Io lo dissi chiaramente al Presidente: aiutami, dammi un motivo. Io non ce l'ho, non mi sono stancata, non penso che non ho nessuna intenzione di arrendermi, non l'ho fatto quando mi hanno bruciato la macchina, di arrendermi. Per quale motivo? Come mi presento alle persone? Forse il giudizio sull'operato non era proprio, no? Il giudizio del Presidente sull'operato? Sì, forse. Sì, dalle parole che ha avuto nel DPGR di revoca è evidente. Poi certo, mi viene da chiedere come mai c'era questa urgenza di togliere un'inefficienza e di non sostituirla. Perché se è qualcosa di inefficiente, no? Se c'hai una delle 4 ruote della macchina che non va bene, la togli e la cambi. Ma lei ritiene che sia questo metterla fuori gioco nasce da un progetto politico preciso o è figlia semplicemente dei risultati ottenuti? No, assolutamente, nasce da è una richiesta politica
che è stata preelettorale, poi di fatto di scarso risultato, dal momento che i voti del PD nella provincia di Reggio Calabria sono stati, diciamo, un po' risibili. Poca cosa, dice. Pochissima, quasi impercettibili. Ed è stata una richiesta che al Presidente veniva fatta da tempo, so di incontri anche molto duri tra persone che chiedevano la mia testa. Perché? Perché? Perché diciamo che il progetto che avevano in mente quando hanno scelto di fare il mio nome per mettere giunta non era quello che poi realmente si è realizzato. Un giorno mi ha detto una persona che sono stata il suo peggiore investimento, l'investimento più fallimentare per lui, perché aveva in mente probabilmente di fare il mio nome perché pensava di avere, cito letteralmente, una bottiglia nelle mani da spostare a proprio piacimento. Calcoliamo che quel gruppo politico aveva la necessità un po' di ricostruirsi un'immagine positiva dopo quello che era successo, no, con Rimborsopoli, per cui in quella fase, per dirla sempre in maniera elegante, facevo più comodo io e loro che loro a me, perché comunque era un'immagine spendibile. Lei aveva un legame politico con De Gaetano, no? No, facevamo parte dell'interno della segreteria provinciale, il cui segretario era Sebbi Romeo, ero più amica datata di tempo con Sebbi che con Nino, però ovviamente con Nino faceva parte dello stesso gruppo politico, con una serie di persone che erano quelle che avevamo anche, come posso dire, ci eravamo spesi per la campagna elettorale del Presidente durante le primarie. E quindi poi Sebbi Romeo l'ha proposta ad Oliverio. Sebbi mi ha proposto come assessore, il Presidente che già mi conosceva ha accordato, ci siamo visti. E quindi lei dice che lo stesso capogruppo che l'ha Sì, messa. assolutamente, perché ci sono stati diversi casi, diversi eventi già subito dopo dei primi 6 mesi, 6-10 mesi, quando comunque si era capito che non si stava realizzando il progetto che loro avevano pensato. Qual era questo progetto? L'ha capito? Avevano pensato di avere un feticcio, sì. ecco, Questo e sì. quindi di poter Quindi fare quello che gestire loro l'assessorato, volevano. Esatto, insomma. di gestire, detto chiaramente, bravo, Gestire di gestire l'assessorato. gestire Io non è che non ho permesso di gestire l'assessorato a Sebbi o a nessun altro, io semplicemente ho iniziato a ragionare in maniera responsabile e pensare che tutti pesassero allo stesso modo. E invece? Perché ne sono convinta che tutti i sindaci pesano allo stesso modo, tutte le scuole pesano allo stesso modo. Allora, mi faccia capire, lei è stata come dire, assegnata la delega al lavoro perché in qualche modo doveva guardare con particolare attenzione l'area di provenienza, questa è l'area del Reggino, sì, doveva favorire, come dire, progetti per quell'area, per accrescere sì, e magari... interloquire solo con le persone che venivano dicevano segnalate esatto. Io ricordo le prime liti erano perché magari mi invitava un sindaco che non apparteneva a quell'area, allora mi dicevano no, non devi andare perché lì scoppia un casino, perché... Che è contro di noi, forse. È contro di noi. E io dicevo, ma è un sindaco. È un sindaco e se io e lei sono non ha assessore... rispettato le consegne, dice. Esatto, sì. Facendo sempre un passaggio di interlocuzione con il Presidente, perché fino a un certo punto, fino a 6 mesi prima della revoca del mio incarico, devo dire, rivendico un certo rapporto con il Presidente, nel senso che io avevo la possibilità di chiamarlo e di riferirgli guarda che succede questo, questo e quest'altro. E il Presidente che gli diceva? Il Presidente che diceva vai avanti, vai, prosegui, sì, devo dire la verità. non ti preoccupare. Il Presidente non ha, in pochissimi casi mi ha detto no guarda questa cosa non la farò, oppure... Aveva piena autonomia, diciamo, da questo punto di vista. Fino a un certo punto ho avuto... Fino a un certo punto. Poi è finita anche lì. Poi è finita pure lì. E quindi voglio dire che ci stava a fare, insomma, se non poteva agire come avrebbe... Perché la Regione non è una casa privata, la Regione è un ente pubblico che deve fare delle cose per tutti e quindi finché si rispetta un progetto politico, perché il progetto politico c'era, conosco tuttora quello che è il programma anche con il quale il Presidente Oliverio si è presentato alle elezioni e quindi io mandavo avanti quello. Non mi interessava più, quando ho visto che le porte mi venivano chiuse,
Non mi interessava più pensare di dare risposta ad una persona che poteva essere il Presidente o comunque altre persone vicine al Presidente. Mi interessava più mandare avanti il progetto e quindi essere libera con la mia coscienza, ma soprattutto dare risposta alle persone. C'erano alcuni punti chiave che mi ero prefissata, che erano il contrasto alla povertà educativa attraverso delle attività fatte in rete con le scuole, la riforma del welfare, questa grandissima sconosciuta ormai, non se ne parla più né sulla stampa, né sembra neanche nel Palazzo della Cittadella, né tantomeno altrove. Ed erano queste sfide che secondo me avrebbero fatto del bene alla Calabria, non più ad una persona. Ma lei ritiene di aver agito bene, di aver fatto bene, o si rimprovera qualcosa? Per carità, errori ne facciamo tutti, e io se guardo indietro, certo, penso di aver fatto degli errori, di aver sbagliato sicuramente qualcosa, di avere probabilmente anche, come posso dire, agito anche con ingenuità in alcuni casi, perché chi fa politica deve essere anche bravo a mediare, a non dire, come posso dire, a non essere rigida e andare avanti dritta per la propria strada. Probabilmente io in alcuni casi sono stata un po' anche troppo rigida e tante volte magari in altri casi sono stata un po' troppo disponibile, perché io mi sono spesa allo stesso modo per tutti quelli che mi chiedevano, le stesse persone che, ripeto, il giorno dopo non mi hanno neanche chiamato per sapere come stavo. Se c'era da partire e sostituire oppure andare ad incontrare delle persone, io l'ho sempre fatto. Però di lei si è detto di tutto, si è detto non è capace di gestire un assessorato così, non ha le idee chiare, non conosce i temi che fanno parte della come dire, la sua attenzione amministrativa, commette errori, se ne sono dette di tutti i colori, no? Se lo ricorda? Sì, e come, no, e come me lo ricordo. Io dicevo poco fa ad una persona che ho incontrato qua fuori, ancora oggi ricevo dei messaggi di gente che non conosco che mi dice: umanamente sono rimasta male per come è stata trattata. Io penso una cosa, di tutte le cose che sono state dette, ci sono alcune cose che mi fanno molto male e alcune cose che mi fanno meno male. La cosa che mi fa molto male è quella della gestione dell'assessorato. Io un giorno ho incontrato il Presidente perché, devo dire la verità, ogni qualvolta che c'era qualche stortura, io al Presidente lo dicevo sempre. Però tante volte, forse l'aspetto che, lo dico molto sommessamente con grande umiltà, lui dovrebbe un pochettino cambiare del proprio, integrare, ecco, più che cambiare, integrare nel proprio atteggiamento. Se una persona ti dice che qualcosa non va, verifica se è vero o non è vero. Perché io tantissime volte all'interno del Dipartimento avevo non degli screzi con il direttore generale, ma avevo dei confronti un pochettino, diciamo, alti di tono, soprattutto della voce, perché non riuscivo a capire per quale motivo lunedì io gli dicessi: guarda, deve partire il bonus occupazionale per i giovani calabresi, stiamo parlando di ottobre 2016, deve partire questo bonus occupazionale, fatelo partire. Sì, a metà della settimana si risolve, da mercoledì a fine settimana si risolve, venerdì, arrivava venerdì, ci valeva la settimana prossima. Questo gioco sta andando avanti tuttora, perché tuttora il bonus occupazionale non c'è. Ma capisce che è grave, perché parliamo di gente che aspetta questo bonus, parliamo di gente che ha bisogno di vivere, è una cosa che, ma guardi, è una cosa che non si può ascoltare. E l'ultimo messaggio io l'ho mandato al Presidente il 21 dicembre 2017 e gli ho detto: diglielo tu, perché io non so più in che lingua dirgliela. Perché qual è stato il problema? E questo è stato, come posso dire, un aspetto che mi ha rovellato molto nei miei pensieri. Perché non è questione di mancanza di autorevolezza, perché io l'ho provata veramente, con le buone, con le cattive, urlando, scrivendo, non bastava la voce, mandavo la mail, non bastava le mail, mandavo la lettera, non bastava la lettera, mandavo la lettera a lui e al Presidente, è uscita pure sulla stampa e la colpa era la mia, salvo poi a distanza di mesi che anche il Presidente attaccò la burocrazia, salvo poi portarsela sempre dietro nei vari incontri. Lì poi capisci che ci sono delle squadre e che se la tua voce diventa un muro di gomma nei confronti di una persona, vuol dire che
quella persona ha un ordine che è quello di recepire altre voci e di fare finta della serie lasciala parlare perché tanto non fa nulla. Traduciamo, l'assessore non contava nulla a questo punto. Traduciamo, l'assessore non contava nulla. Tradotto è così. Ed è stato così nelle cose, come posso dire, allora, scusi, che loro sapevano. E lei andava in giro a parlare con la gente, a promettere perché delle fortunatamente, cose, cioè, se poi non sapeva di non poterle mantenere. No, allora, fortunatamente non era, come posso dire, non era del tutto così, perché in materia di welfare e di politiche sociali non aveva altre direttive. E quindi lì avevo un'interlocuzione molto forte anche con i dirigenti, per cui siamo andati avanti. E avevo avuto la furbizia forse in quel caso, ma è stata una furbizia ex post perché purtroppo appartiene proprio al mio carattere, quella per fortuna anzi, della partecipazione e della condivisione. Tutto quello che era il tema riforma del welfare facevo in modo che non arrivasse solo da me, ma era avvalorato da un tavolo costituito in maniera istituzionale con delibera di giunta e che prevedeva che ogni decisione ponesse la firma dell'assessore, ma del forum del terzo settore, delle reti delle associazioni che si occupano di disabili, dei sindacati, eccetera, eccetera, per cui era una voce più che autorevole e con un peso collettivo, ecco, non era personale. Su quello che riguarda il lavoro avevo dei rapporti diretti con il livello nazionale e con il Ministero, per cui alcune cose di Garanzia Giovani siamo riusciti a sbloccarle direttamente. Non parliamo di Garanzia Giovani, che è stata una cosa terribile. Garanzia Giovani è stata un'illusione che poi si è rivelata. Togliamogli quell'illusione, ragazzi, e diamogli le valigie e basta. Abbiamo questo coraggio. Togliamoli anche l'illusione di Garanzia Giovani e accompagniamoli direttamente in aeroporto a quelli che non studiano e non lavorano. Oppure prendiamo lo strumento Garanzia Giovani, lo mettiamo in mano a delle persone che realmente capiscono quello che è lo strumento e come funziona la gestione dello strumento e lo facciamo funzionare. Perché, e tu lo sai benissimo, ma lo sanno benissimo anche i telespettatori, gli ingranaggi e questa piattaforma informatica che ancora non esiste, è una delle cose mancanti di questa regione, fanno sì che si inceppi il problema. E quindi, come se non ci fosse questa misura. Se si inceppa tutto, allora che ce facciamo a fare? Ma perché quando il Presidente a febbraio dell'anno scorso aveva detto che entro il 28 febbraio avrebbero pagato tutti i ragazzi, non è stato conseguenziale a quello che lui aveva detto, perché io avevo scritto la lettera. Ma lei lo sapeva che non... E per questo ho scritto la lettera, il giorno stesso della conferenza stampa. Il giorno stesso in cui lui ha fatto la conferenza stampa, che era il 7 febbraio, e vi invito, chi non l'ha vista, di andarla a rivedere, il Presidente, seduto in mezzo tra me e il direttore generale, aveva detto che entro il 28 febbraio avrebbe pagato tutti i ragazzi di Garanzia Giovani. A quel punto io, essendo che era già da tempo che avevo visto tutte le criticità che c'erano, avevo provato a dirglielo al Presidente, ho scritto una lettera con tutto l'elenco delle cose che non andava. Purtroppo, anziché prenderla come stimolo e come sprone per dire qui effettivamente serve dare una mano, incrementare l'attività, spostare dei dirigenti, spostare dei funzionari, intervenire in altro modo, non è stato fatto nulla. Non solo, la cosa più grave è che è stato bloccato lo strumento di Garanzia Giovani per fare partire nuovi tirocini con i soldi che c'erano già dentro. Ed secondo me questo è stato l'errore più grave. Però, scusi, lei è alla testa di un assessorato, vede tutte queste cose che non funzionano. Allora, convoca una conferenza stampa e dice: guardate che io voglio fare A, B, C e D, ma purtroppo non posso fare A, B, C e D perché mancano le basi per fare questo. Ma come non gliene frega niente? Ma c'è gente che aspetta, però c'è gente che aspetta, ci sono madri e padri di famiglia, ci sono giovani che stanno lì e dici: ma che cosa sta succedendo? Ma non è con la lamentela personale che non è personale, però dice alla gente: guarda che non sono io il problema, è la macchina che non funziona, no? Ma questo non l'abbiamo detto, tant'è vero anche con quella lettera che poi è stata anche ripresa dalla stampa. Il problema è che al di là di quello che era dare una motivazione alle persone, serviva realmente mettere il correttivo. E questo è quello che non è stato fatto. Non solo, arrivato a un certo punto c'è stato lo spoglio anche della macchina dell'assessore, perché fino a un certo punto, arrivato a un certo punto a settembre, anche il famoso Pietro, quello che è diventato famoso, a proposito, quello è stato cacciato perché non aveva
diciamo, non entrava neanche lui più nei requisiti delle persone di cui sopra. A chi si riferisce? Il mio capostruttura, che era una persona che lavorava e che laddove un dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non precisamente un questuante della politica, per capirci, ed era uno che quando c'era da scrivere anche una delibera, perché magari non si aveva tempo, il funzionario non aveva tempo per farlo, il dirigente non aveva tempo per farlo, ci mettevamo e la scrivevamo noi di nostro pugno. Cioè il funzionario che chiamò in occasione di Report, sì. Quella. Anche lì Report è stata un'altra cosa Report è stata una cosa costruita d'arte contro di me, che poi si è risolta in altro modo. Io lo dico sempre, e i diretti interessati sanno tutta la storia. Con quel signore siamo diventati molto amici, sono andata alla maturità del figlio, ho recuperato, e anche lui con me, in privato, quello che era stato un rapporto snaturato creato da una trasmissione ad Però lì ha offerto l'assist ai suoi avversari, dire guarda, togliamola di torno perché non... no? Allora, quella è stata una pagina che ho vissuto veramente male proprio, che non ho dormito la notte, non riuscivo neanche ad aprire il telefono, perché c'è stata, in quel giorno ho ricevuto talmente tanti di quegli insulti su Facebook e nei messaggi privati che ancora me li ricordo, roba proprio da stare male, anche perché veniva data un'immagine di me di insensibile e competente sui temi della disabilità, che non è la mia storia personale, perché chi lo sa, chi mi conosce sa qual è la mia storia personale, di una persona che ha vissuto a contatto con la disabilità per 30 anni della Però lei si mette vita. nei panni di genitori che hanno un figlio disabile, insomma, no? C'è come posso dire, c'è una costruzione della realtà diversa da quella che era, perché ripeto, con il genitore disabile ci siamo poi sentiti e abbiamo recuperato ogni tipo di rapporto. Ci sono stati diversi problemi all'interno di quella trasmissione. La prima è che io sono stata molto ingenua nel pensare che la telecamera era spenta. La seconda è che è stata, ripeto, una costruzione ad arte. La terza è che io purtroppo sono stata responsabile di come posso dire, responsabile, e mi sono presa sulle mie spalle il peso delle responsabilità di tutti, per non fare la carogna, perché il presidente della provincia Bruno, Enzo Bruno, carissima amica, bravissima persona, che avrebbe dovuto attivare, che sapeva che io le avevo convocate le province, non l'ha detto, perché io per le province le avevo convocate per tempo per poter attivare il servizio, tant'è vero che in tutte le altre province non c'era stato il problema. Solo che io, per fare la responsabile, non ho giocato a rimpallino sulle responsabilità, ho detto avremmo dovuto farlo noi. Se l'avremmo dovuto farlo noi, non lo potevamo fare, avevamo fatto un incontro con le province per fare in modo che si continuava come l'anno precedente, e lì è saltato qualcosa a livello territoriale. Ma il problema di tutto, quello che sta alla base di tutte le strutture che si generano quando ci sono dei disagi, delle disabilità, è che il livello interpellato è sempre quello regionale, ed è sbagliato. Questo è l'errore principale, perché c'è una legge sacrosanta, che è la 328 del 2000, e la legge regionale 23 del 2003, che obbliga i livelli comunali e i livelli distrettuali ad attivarsi, perché è impensabile che un genitore... Io sono andata a casa di quel signore, ed è dopo decollatura, ho fatto una strada a Santa Lucia, non mi ricordo bene il comune, comunque dopo decollatura. È impensabile che una famiglia debba partire da lì a venire a Catanzaro ad avere come unico riferimento quando passa dall'ambito e dal comune. Questa è la vera struttura del sistema. Non è né un assessore che può fare il capro espiatorio, e io ho sempre detto che su questo ho le spalle abbastanza larghe, per cui potevo essere il capro espiatorio dell'universo intero, non mi sarebbe interessato nulla, bastava che comunque si iniziava a pensare a porre dei correttivi e a fare funzionare la macchina dei servizi sociali per quella che deve essere. Questo è il problema reale della Calabria. Quando io sono andata in giro
con tutto il gruppo del terzo settore per promuovere il lavoro sulla riforma del welfare. L'abbiamo fatto per questo motivo, perché ci sono dei diritti che vengono negati, perché la gente non lo sa. Quando il Presidente dice che la Regione Calabria, allo stesso modo della Regione Valle d'Aosta, ha avuto la premialità e la promessa del Rio di beneficiare degli strumenti delle barriere architettoniche per l'anno successivo, dal momento che la Regione non ha fatto domanda per il 2017, dicendo che i progetti richiesti erano stati tutti finanziati, dice una verità parziale, perché è vero che i progetti richiesti sono stati finanziati, ma erano circa 200. In Calabria ci sono più di 15.000 disabili. Se la gente non sa che esiste uno strumento che ti finanzia la ricostruzione, il rifacimento del tuo condominio per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la gente la domanda non la fa. Perché non lo sa? Perché non esistono gli sportelli, non esiste il segretariato sociale, non esistono i punti unici d'accesso, non esistono quelle... come posso dire, le orecchie sui territori che devono dare ascolto a chi realmente ne ha bisogno, e non può essere una persona su base regionale che si preoccupa di un milione. Io penso a questi 15.000, io penso a questi 15.000 nostri corregionali che vivono la loro disabilità in assoluta solitudine. Ma è così. Cioè è una cosa terribile questa, è una cosa veramente terribile. Mandiamo la pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta con Federica Loccisano. La politica le ha dato tanto, ma le ha tolto anche un po' di serenità, o no? Ma lo dico sempre, ho le spelle larghe, sono molto forte e sono un entusiasta di natura, per cui no, la soddisfazione di avermi tolto la serenità, no, non gliela do veramente a nessuno. Probabilmente... Però le manca il palcoscenico, le mancano le luci, i riflettori, no? No, su questo non sono narcisa fino a questo punto, nel senso che ho avuto altri tipi di palcoscenici nella mia vita. Vabbè, questo è prestigioso, però insomma, voglio dire, essere parte di un assessore di una giunta regionale, insomma, con una delega importante. Ecco, forse quella delega le pesava molto sulle spalle, no? Allora, io non pensavo di fare l'assessore regionale. Quindi forse è questo qui che non mi manca, perché diciamo che non era l'obiettivo della mia vita. Mi manca una cosa, che è quella di contribuire alla mia regione, io lo dico sempre, ho un amore profondo per questo territorio. Forse anche esagerato, tante persone il giorno dopo mi chiamavano, probabilmente ora la smetterai con questa storia della Calabria, te ne vai finalmente, ma perché non te ne vai anche tu con il curriculum che hai, vattene in una delle università dove sei stata per studiare, fai domanda e te ne vai lì. Questo mi manca il fatto di essere parte di una macchina che poteva fare qualcosa per il mio territorio, questa parte mi manca. C'è un altro aspetto che è quello che probabilmente, come posso dire, si percepisce di meno degli altri. Io non avevo solo la delega al lavoro, avevo la delega alla pubblica istruzione e alle politiche sociali. Mi manca questo aspetto, mi manca l'aspetto di impegnarmi per porre la giusta attenzione su determinati temi, che sono anche la scuola in Calabria. La scuola... le scuole calabresi, che sono rette da dirigenti, donne, uomini di grandissima volontà e da professori che lavorano in maniera attenta e dedicano una grandissima parte del loro tempo, ed è popolate di ragazzi che sono il presente della nostra Calabria, avevano un interlocutore, avevano due interlocutori, c'era pure il direttore dell'ufficio scolastico regionale che a gennaio è andato anche in pensione, è Boucher. Il direttore Boucher, con il quale io veramente ho avuto un'alleanza, lo dico sempre, non lavoravamo insieme, eravamo degli alleati e abbiamo fatto delle cose molto belle. Manca questo, mi manca... questo contatto?
il fatto di essere... Di collaborare insieme a questa parte della Calabria? Di poter collaborare con la parte più fertile della Calabria. Senta. Perché, e mi dà fastidio un po' che nessuno si sia accorto che in questi 2 mesi non hanno degli interlocutori. Questo qua mi dà un pochettino fastidio, perché comunque siamo tutti bravi a dire che non c'è l'assessore al lavoro e che in questo momento il Presidente ha la delega al lavoro. In realtà è da 2 mesi che le scuole non hanno riferimento. Ma adesso ci sarà la nuova giunta, tra poco, insomma, quindi questa lacuna verrà colmata. Ma c'è stata questa grandissima urgenza di togliere una persona a gennaio perché niente, non c'è l'urgenza di sostituirla? Evidentemente forse non faceva bene il suo lavoro. Ah, vabbè. No? Se è così. Senta, ricorda quando a Lochi in occasione della manifestazione per l'ospedale l'hanno contestata? Come no? Mi ricordo persino la data, era il 17 ottobre, certo che me lo ricordo. Nel suo territorio, insomma. No? Nel mio territorio, certo che me lo ricordo. Me lo ricordo e è stata una cosa, la prima cosa che mi ha fatto male, la prima cosa che mi ha fatto male di queste esperienze, perché poi, devo dire la verità, diciamo che è stata un'esperienza molto bella, ma è stata anche caratterizzata da colpi molto bassi, che hanno, diciamo, si sono penetrati nella mia corazza. E quella lì è stata sicuramente delle giornate più brutte che ricordo, perché lì sono stata mandata sola. Io il giorno prima avevo chiamato il capogruppo del PD, che era ancora segretario provinciale, Sebbi, e gli avevo detto: qui c'è questa manifestazione, che il sindaco calabrese, che diciamo non era esattamente ai tempi non era un amico di questa giunta, poi mentre qualcosa forse è cambiato tra di loro, però ai tempi non era un amico né di Oliverio né del PD, e dico: guarda, organizza questa cosa, stanno costruendo questa idea che Oliverio vuole chiudere l'ospedale di Locri, non è così, bisogna andare a dire qualcosa. Ah sì, senti, dicono il Presidente. Ho sentito il Presidente mi ha detto: guarda, vai. Ma io avevo intenzione solo di andare a fare la manifestazione. La sera ho saputo che era stata convocata per il giorno dopo, proprio in contemporanea, una riunione del partito a Reggio, per cui tutti i segretari di circolo del PD e tutte le persone, anche mie amiche del tempo, erano tutte a Reggio, perché ero andata lì sola, completamente sola. Quando poi mi è stato chiesto di salire sul palco, io sono salita e ho detto quello che era il mio pensiero di quel giorno e che è il mio pensiero di oggi, che lo sarà, penso, per sempre, che è quello di tutelare la sanità pubblica. E l'ho detto in un territorio dove c'è un rapporto strano anche tra sanità pubblica e sanità privata, perché all'ospedale dei Locri ci sono tante cose che non funzionano e in alternativa ci appoggiamo tutti sul privato. E io sono andata lì a rivendicare questo. Però rappresentavo la regione, non rappresentavo Federica, rappresentavo la regione, e lì c'è stato la furia di un sindaco che poi si è pentito perché ha agito da oltrà, mi ha tolto il microfono dalle mani, ha fatto mettere le persone a saltare, proprio come me lo ricordo ancora oggi, cioè quei ragazzi di fronte ai miei occhi che saltano urlando cose contro me e contro la regione. Ed è stato un attacco brutto, dove io non ho avuto mi sono trovata completamente sola, non ho avuto difensore, se non qualche amico che in quel momento mi ha fatto scorta fino alla macchina. Ha rischiato anche l'incolumità fisica? Sì, perché comunque diciamo che Giovanni, che dopo mi ha chiesto scusa perché diciamo è stato troppo irruente, calabrese, è anche ben posizionato, è grosso. Ho avuto paura, sì, ho avuto paura perché erano un sacco di persone, erano migliaia di persone, c'erano delle persone proprio che mi insultavano, è stato brutto. Poi altra contestazione con i lavoratori in mobilità in deroga, la manifestazione che c'è stata a Catanzaro, molto forte, molto... Sì, anche lì sono andata ad incontrare le persone perché ho sempre avuto un approccio... Dei lavoratori non ho mai avuto paura, per capirci.
è diverso. L'ambiente di Locri con l'ambiente lavoratore era un ambiente completamente diverso. Dei lavoratori non ho mai avuto paura, neanche dei ragazzi in realtà che mi insultavano ho avuto, diciamo, paura fisica. I lavoratori hanno un'altra prospettiva, un'altra necessità, e le loro urla erano perché si sentivano privati del diritto della proroga, della deroga, degli ammortizzatori sociali, eccetera, eccetera, di quello che era in parte la loro fonte di Lei ha responsabilità in questo iter, nella sofferenza di questi No, lavoratori? me l'attribuiscono. Qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio bruttissimo di una persona che, sfortuna sua, si firmava con nome e cognome, che io ho dei rapporti con il commissariato, per cui, diciamo, quando riceveva degli insulti giravo tutto. E una persona, questo qui, mi ha scritto che io non merito di essere felice nella mia vita perché ho rovinato la vita a 27.000 persone. Io non ho rovinato la vita a nessuno, perché il decreto Poletti è del 2014, per cui era precedente l'assessore Roccisano. Quello che io ho fatto è quello di trovare delle misure alternative, come potevano essere quelle dei tirocini, e delle politiche attive per farle andare avanti e fare mantenere loro un diritto che in realtà non era un diritto Però acquisito. si metta nei panni di chi non sa come Io mi metto nei panni di non tutti. sa come vivere. Pensi al dramma, alla difficoltà poi di avere contatti, di avere un minimo di certezza per il futuro, zero. Ma io mi metto nei panni di tutti. Così. E non è in realtà così. Allora, io penso una cosa: queste persone sono vittime di un sistema assistenziale / clientelare che li ha condannati. Questo io l'ho detto a loro, lo dico qui e lo dirò ovunque, perché il vero problema delle politiche assistenziali è quello di vincolare e di incatenare le persone nei sistemi di politica assistenziale. Che cosa significa? Significa che anziché dare la nona deroga per percepire gli ammortizzatori sociali, vincolarla significava dare anni di vita a chi ancora aveva 41, 42, 43, 44, 45 anni. Nel 2017 e nel 2016, anzi, che cosa si è creato? Che c'erano delle persone di 57, di 58, di 59 anni che percepivano gli ammortizzatori sociali in deroga da 11 o da 12 anni, o da 8 o da 9, e che è ovvio che basavano il loro sistema di vita non solo su quello, perché comunque percepire la mobilità significa avere 4.000, 4.500 euro l'anno. Per cui è evidente che quelle famiglie non potevano vivere con 4.000, 4.500 euro l'anno, però ovviamente compensavano con del lavoro a nero che gli permetteva di andare avanti. Se il sistema non fosse stato drogato in questo modo, probabilmente le persone sarebbero liberate prima. Nel momento in cui però la legge ti impedisce e le risorse economiche ti impediscono di continuare ad andare avanti in questa direzione, perché, lo dico, perché non sono una sostenitrice del reddito di cittadinanza, assolutamente. Come si dice dalle mie parti, senza sordi non si canta missa. E per fare queste politiche servono soldi, tanti soldi. Gli stessi soldi che il lavoro a nero toglie dal sistema economico, per capirci. Ovviamente, quando il sistema è stato drogato, si è pensato che quello era un diritto acquisito, invece il diritto non ce l'avevano più, da anni che non ce l'avevano più, ma la politica non aveva avuto il coraggio di fare di rompere questo schema. Sì. Non l'ha rotto la Roccisano, l'ha rotto il governo Renzi, l'ha rotto Poletti. Mi consenta però di dire che io sto dalla parte di questa gente, perché loro sono le vittime, non c'è dubbio. Mi immedesimo nelle Loro sono le difficoltà. vittime. Il sistema è un sistema complesso che purtroppo Loro sono poggia le sempre vittime. sulle spalle dei più deboli, dei Però c'è un piccolo meno problema, garantiti. che probabilmente ancora una parte di politica fa finta di non vedere, e che ieri Banca Italia ce l'ha ripetuto e che oggi l'Istat ce lo ripete. I trentenni sono le persone in Italia, e la generazione peggiore, sono quelli che dopo il dopoguerra rischiano di vivere in condizioni peggiori dei loro genitori. Allora,
Se la tovaglia è quella, non si può continuare a tirare la tovaglia solo da un lato. E in un'ottica di spesa pubblica bisogna anche avere il coraggio di dire che 120 milioni per gli ammortizzatori sociali, se si ripetono, sono altri 120 milioni tolti ai loro figli, ai trentenni, ai ragazzi che ogni giorno qualcuno, noi, stiamo accompagnando alle stazioni e all'aeroporto per partire e non tornare più. E della Calabria senza ragazzi non rimarrà niente, perché poi è inutile che diciamo che la Calabria deve puntare sul turismo. Il turismo di chi? O sull'agricoltura? L'agricoltura di chi se i ragazzi li mandiamo via? Sente, adesso la giornata ce l'ha piena o no? Sì, sono una persona che fa mille cose, ripeto. Ho chiuso qualche settimana fa, sono stata a Francoforte, ho presentato questa ricerca sulla comunità educante. Ah, quindi lei studia anche? Io sono una ricercatrice attiva, nel senso che scrivo, pubblico, questa ricerca è stata pubblicata, l'ho presentata all'Università di Francoforte qualche settimana fa e a maggio ne avrò un'altra ricerca da presentare. Ho una cooperativa che si occupa di dare voce e ascolto alle persone, che si quindi occupa di inclusione sociale. Vive con la cooperativa, diciamo, no? Sì, vivo con la cooperativa. Io sono una trentenne, sono figlia del precariato, non ho mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella mia vita. Sono sempre stata Cocopro e sono figlia di questo sistema. Pertanto ogni giorno, come tutte le persone della mia generazione che hanno investito, investo su me stessa, mi alzo le maniche e vado avanti. Senta, si aspettava un riconoscimento dopo questo lavoro fatto? Qualche occasione, qualche opportunità, qualche... Allora, per onor del vero, il Presidente quando mi aveva chiesto le dimissioni mi aveva detto che se mi fossi dimessa io avrebbe avuto un piano B per me. Non l'ho voluto io. Perché io gli dissi testuali parole al Presidente, non era un problema per te prima perché io lavoravo senza la politica prima, non ero di quelli che lavorava in qualche sistema politico, diciamo, o istituzionale, lavoravo per i fatti miei, avevo un contratto con l'università che avevo dovuto dismettere diventando assessore. Per cui non sarà un tuo problema nel momento in cui finisco questa esperienza, non l'ho voluto. Col senno di poi si è pentita? No, io ho sempre avuto un'esigenza nella mia vita, che è quella di dormire tranquilla e di svegliarmi il giorno dopo guardando me stessa allo specchio, ringraziando per quella che sono Dio, perché sono molto credente, mia madre che mi guarda dall'alto e mio padre che mi ha cresciuto come sono. E fine delle persone che devo ringraziare. Nessun altro? Sono cresciuta così e quindi no, non ho rimpianti, avrei dovuto dire grazie perché anziché cacciarmi avrei dovuto ammettere io, snaturare io quello che era stato il mio impegno e il mio ruolo per un... Lei dice io ce l'ho messa tutta, poi se non fatto... io ce l'ho messa tutta, perché anche mentre avevo questo ruolo avevo questa mia missione, di svegliarmi sempre, di andare sempre a dormire con la coscienza tranquilla. Io non sono mai andata da un funzionario, da un dirigente per chiedere una graduatoria di un bando o una graduatoria che selezionavano persone, non sono mai andata in giro con... Non ha mai fatto raccomandazioni? Mai. Non ho mai favorito per la collocazione un posto di lavoro? Non ho mai neanche voluto sapere, mai. Mai viste le graduatorie prima della pubblicazione, mai. Che si aspetta adesso la politica? Mi aspetto qualcosa di buono per la mia regione, mi aspetto che ci sia... E lei personalmente invece? Per me? Per me faccio io, per me non mi aspetto niente da nessuno. Io non vivo, come posso dire, non vivo... in funzione della politica? Non vivo in funzione della politica, non l'ho mai fatto. Penso, a differenza di chi vive in funzione della politica, che nella politica ci sono dei cicli. Io sono stata presidente del Consiglio Comunale del mio paese, poi ho perso le elezioni, per un anno non ho fatto politica, poi ho fatto parte della segreteria provinciale, poi ora non so più neanche se sono tesserata. Per cui la politica, salvo le storture di chi vive di politica, che è una stortura, non è la normalità, è fatta di cicli. Per cui ci sono dei cicli in cui una persona
Lei dice: io ne ho chiuso uno, ne aprirò un altro. Sì, no, si aprirà un altro ciclo della politica no, dove personale, forse dico, è chiuso ci sono, questo... forse no, perché comunque Cioè nei dice, meandri dei miei cicli sono sempre stata nel PD, in tutti i vari cicli della mia vita. Penso che nella mia vita ci può essere domani un'azione politica, partitica attiva oppure no, perché comunque politica... Per intenderci, Sì. lei pensa per esempio alla possibilità di presentare una sua candidatura alle prossime regionali? Ma bisogna capire che gruppo c'è, guarderò sicuramente... Lo esclude? No, io non escludo, assolutamente. Ora sono libera, tranquilla, posso dire quello che penso senza fare scandalo a nessuno. No, non escludo nessuna mia partecipazione in un progetto politico vero. Sto guardando e guarderò con attenzione a quello che succederà al Partito Democratico regionale. Perché, ripeto, se rimane una scatola nelle mani di pochi che gestiscono il partito come un pupazzo di casa propria, non penso che ci sia spazio né per me né purtroppo per tante teste pensanti, perché non sono l'unica in Calabria che pensa e che vorrebbe fare qualcosa. Il partito, quando lei si è insediata, come dire, qualche persona, punto di riferimento, l'ha messa vicino o no? Quando? Quando lei si è insediata, quando lei ha cominciato a occupare il ruolo di assessore, il partito qualche suggerimento su nomi e su... Veramente hanno fatto tutto loro. Ho tolto Pietro, quel famoso Pietro che poi è stato cacciato all'interno delle strutture e l'ha messo tutto il partito. Questa è una delle ingenuità che ho pagato probabilmente di più, perché ho anche difeso quelle stesse persone che sono state messe lì del partito, mentre invece quelle stesse persone, salvo una, Luca, che mi ha anche chiamato per sapere come stavo. Finito. Neanche appunto mi hanno chiamato per sapere se ero viva o se ero morta. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi e grazie, scusate le confidenze, ecco. Arrivederci, ci vediamo domani. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.